Qui ci troviamo di fronte a un'ulcera flebostatica. Abbiamo nello stesso tempo eseguito uno strip in breve e legatura selezionata delle perforanti e asportiamo la zona necrotica. Indubbiamente qui avremo il beneficio di aver interrotto uno dei motivi di flebostasi più l'asportazione delle zone necrotiche, in maniera che il tessuto circostante possa reagire bene all'ossigeno. Anche qui il paziente è con anestesia spinale, poiché abbiamo agito su uno strip in breve e quindi non sente assolutamente nulla. Voi vedete che anche questo è un paziente che sostanzialmente non sanguina, però voi vedete che asportata la zona necrotica, quella scura all'inizio, voi vedete che la zona sottostante è una zona vitale con un modesto sanguinamento, e questo sicuramente tra lo stripping e questa pulizia con l'ossigeno nel giro di 30-45 giorni sarà totalmente guarito.